Buongiorno da Sicilia 24, questi i principali argomenti di oggi. Sequestrati beni per 98 milioni di euro a 2 imprenditori di Adrano, autori di una mega evasione fiscale per praticare prezzi competitivi sui carburanti. Padre e figlio sarebbero referenti del clan Laudani di Catania. La droga inviata per posta dalla Germania in Sicilia e Calabria. 13 arresti in provincia di Messina per traffico di stupefacenti. Catania, false pratiche per ottenere fondi dell'emergenza Covid, svelati i piani della truffa architettata da 2 funzionari di banca con la complicità di un carabiniere vicino al boss Gabriele Santapaola. Nuovo capitolo dello scontro fra governo e magistrati. La giudice apostolico spiega la sua presenza al sit-in del 2018 al porto di Catania, ma non convince. Salvini, caso imbarazzante. I 5 Stelle non si schierano i manifestanti. Ipotesi dolosa per l'incendio che ha colpito ieri Monte Pellegrino a Palermo. Il rogo è sotto controllo, ma il caldo straordinario di questi giorni continua ad alimentarlo. Da Catania a Siracusa imbarca a vela per richiamare l'attenzione sull'endometriosi, colpita in Italia una donna su 3. Calcio, il Catania si prepara al match casalingo di campionato contro il Latina. L'obiettivo è risalire in classifica. Esodo di 3.000 tifosi per la trasferta del Palermo a Modena. Ancora ben trovati gli affari della mafia dietro l'ascesa della famiglia Siverino di Adrano. Siamo nel catanese. Applicavano prezzi competitivi del carburante grazie a una mega evasione fiscale. Il maxi sequestro è di 98 milioni di euro. Ci dice tutto Giusy Lazzara. C'è la mafia SPA dietro l'ascesa dei Siverino di Adrano, leader nel settore degli autotrasporti e nella commercializzazione dei prodotti petroliferi. La Guardia di Finanza di Catania sequestra beni per 98 milioni di euro ad Antonio Siverino, detto un miliardario, e il figlio Francesco. Per gli investigatori sono ritenuti socialmente pericolosi perché vicini al clan Scalisi di Adrano, articolazione locale della famiglia mafiosa dei Laudani di Catania. I Siverino, secondo gli inquirenti, avrebbero fatto il salto di qualità uscendo dal territorio regionale con illecite attività imprenditoriali in altre regioni, diversificandole nel settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi. Per le Fiamme Gialle i Siverino sarebbero stati promotori e organizzatori di un gruppo specializzato nell'import in Italia di carburanti provenienti da Austria, Germania, Repubblica Ceca, Romania e Slovenia. Questi formalmente indirizzati a 2 depositi in provincia di Verona e Catania, ma di fatto destinati ad altri siti di stoccaggio gestiti dagli indagati. Potevano così cedere carburanti a favore di imprese di autotrasporto e distributori stradali in Sicilia a basso prezzo, e lo facevano perché avevano evaso per decine di milioni di euro le imposte dovute sui prodotti energetici, in particolare l'IVA. Il blitz di oggi scaturisce dalle operazioni Follow the Money e Black Blend delle Fiamme Gialle di Catania. Gli imprenditori, già arrestati nel 2021 e rinviati a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa, secondo le indagini avrebbero favorito il clan Scalisi e il suo esponente di spicco Giuseppe Scarvaglieri, fornendo fondi nella cassa del clan e il mantenimento del gruppo, in cambio del quale avrebbero ricevuto protezione della mafia e agevolazioni nell'espansione delle proprie attività imprenditoriali. Il sequestro di oggi riguarda tra gli altri 70 beni immobili, attività commerciali, auto di lusso, gioielli e orologi di pregio. 13 arresti in provincia di Messina per traffico di droga. La sostanza, pensate, arrivava in piccole dosi con spedizioni dalla Germania, poi veniva smistata nelle province di Catania e Reggio Calabria. Francesco Triolo. La droga arrivava per posta dalla Germania, le destinazioni erano abitazioni di insospettabili in piccoli paesi della provincia di Messina. A scoprirlo la Guardia di Finanza dopo la segnalazione da parte dei funzionari della dogana tedesca che all'aeroporto di Francoforte avevano sequestrato nel tempo alcune spedizioni postali con piccole dosi di sostanze stupefacenti destinate proprio alla provincia messinese. Da qui l'avvio delle indagini che hanno portato all'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 13 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo gli approfondimenti della Guardia di Finanza è emersa quindi l'esistenza di uno strutturato traffico internazionale di droga
Grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ai pedinamenti ed ai controlli, si è riuscito a ricostruire in modo dettagliato ruoli e funzioni dei singoli appartenenti all'organizzazione. La base del gruppo era tra Sant'Angelo di Brolle e Raccuia, ma manteneva stretti contatti con esponenti del clan mafioso dei Bontempo Scavo di Tortorici e con fornitori calabresi e catanesi appartenenti rispettivamente ai Pelle Gambazza, che hanno influenza nei comuni calabresi di San Luca e Bovalino, e agli Alleruzzo Assinnata nel comprensorio catanese di Paternò, una articolazione territoriale del clan Santa Paola Ercolano. L'operazione, sottolineano dalla Guardia di Finanza, conferma come la provincia messinese sia diventata, per la sua posizione strategica, una zona di smistamento importante per il traffico di droga. A Catania, false pratiche per ottenere i fondi dell'emergenza Covid, svelati i piani della truffa da 380.000 euro, architettata da 2 funzionari di banca con la complicità di un carabiniere vicino al boss Gabriele Santapaola. Sentiamo Giusy Lazzara. Dirigenti di banca, commercialisti, imprenditori, un brigadiere dei carabinieri in combutta con Gabriele Santapaola, rampollo del clan catanese in carcere. Un progetto criminale deciso a tavolino per truffare lo Stato e intascare i finanziamenti del decreto liquidità emanato dal governo nel 2020 per dare ossigeno alle attività commerciali in difficoltà per la pandemia da Covid. Il blitz lockdown della squadra mobile di Catania, su delega della direzione distrettuale antimafia, ha fatto scattare 10 misure cautelari, 5 in carcere per truffa aggravata e 15 indagati. La strategia messa in piedi la spiegano gli inquirenti. Al vertice c'erano Alessandro Mirabella, funzionario di una filiale di Unicredit del centro di Catania, e Andrea Pappalardo, direttore generale della Cofisan, che si occupa di far ottenere i finanziamenti in vari settori. Il brigadiere capo Paolo Marragoni con Gabriele Santapaola avrebbero procacciato i clienti, quasi tutti titolari di esercizi commerciali, che presentavano false documentazioni sul reddito dichiarato. Il passaggio poi avveniva in banca. Qui, spiegano gli inquirenti, Mirabella affidava le pratiche a funzionari corrotti, fra questi Paolo D'Angelo, che dietro pagamento deliberavano positivamente le pratiche o consigliavano di ripresentarle ritoccate in modo da eludere i controlli e ottenere i finanziamenti. 13 le istanze di contributi ottenendo, truffando lo Stato per 380.000 euro che adesso sono stati sequestrati. Nuovo capitolo dello scontro fra governo e magistrati. La giudice Apostolico fornisce la sua versione sulla sua presenza al sit-in del 2018 a Catania contro il mancato sbarco dei migranti della nave Diciotti, ma è una spiegazione che per molti non è convincente. Sentiamo. Si trovava lì non per protestare, ma per mediare fra le forze dell'ordine e i manifestanti ed evitare così nuovi scontri dopo quelli già avvenuti. La giudice catanese Yolanda Apostolico ha spiegato così ai colleghi la sua presenza alla manifestazione nel porto di Catania nel 2018, presenza per la quale è finita di nuovo nella bufera, accusata di essere una toga rossa attivista. Si tratta del magistrato che ha firmato nei giorni scorsi il provvedimento che libera 3 migranti che erano stati fermati dal questore di Ragusa in base alla procedura di frontiera semplificata prevista dal decreto Cutro. Ma lei non si è limitata a questa spiegazione. Avrebbe precisato anche che i manifestanti erano per la maggior parte di estrazione cattolica e solo in misura minore esponenti della sinistra. Ma la pezza non sembra mettere fine alle polemiche e agli scontri. Preoccupazione viene espressa anche oggi dall'ANM, che si scaglia contro la tendenza di scandagliare la vita privata dei magistrati piuttosto che criticare nel merito i loro provvedimenti. Ma i sospetti continuano e salgono di tono. Nel video c'è anche il compagno dell'Apostolico, pubblicamente schierato contro la Lega e dalla parte dei manifestanti, dicono dal partito di Matteo Salvini. In questo clima Salvini oggi torna in aula giudiziaria a Palermo per il processo Open Arms, che lo vede imputato per un altro mancato sbarco. Una occasione per tornare ad esprimere sdegno e preoccupazione e spingersi anche oltre. Il caso è motivo di grave imbarazzo per le istituzioni, dice il vice premier in partenza per Palermo. Conto sulla collaborazione di tutti affinché prevalgano buonsenso ed equilibrio. Una lettera di minacce di morte, una cartuccia inesplosa calibro 12 sono state recapitate al sindaco di Calamonaci, siamo in provincia di Agrigento, Pellegrino Spinelli, 55 anni. Nella lettera viene denigrato il lavoro del sindaco e sono fatte minacce di morte nei confronti dei familiari di Spinelli. Non è la prima volta che il sindaco di Calamonaci riceve delle lettere intimidatorie.
I carabinieri di Paternò nel Catanese hanno denunciato un quarantenne per il danneggiamento di un bancomat del paese. Durante la notte l'uomo si era avvicinato a un istituto di credito estraendo un petardo dalla tasca dei jeans, come vediamo dalle immagini. Facendo finta di effettuare un'operazione allo sportello automatico, ha poi inserito l'ordigno all'interno dello stesso, innescando la combustione per poi scappare. Subito dopo è tornato sul posto solo per rendersi conto dei danni provocati dal suo gesto. Non è stato ancora definitivamente domato l'incendio che da ieri interessa Monte Pellegrino a Palermo. Il rogo è sotto controllo, ma il caldo straordinario di ottobre rischia di continuare ad alimentarlo. Marco Gullà. Un incendio di vaste proporzioni che è ancora tenuto sotto controllo dai vigili del fuoco. Monte Pellegrino a Palermo brucia da ieri nonostante il grande lavoro dei pompieri impegnati ore e ore nello spegnimento del rogo. Il caldo di ottobre sta agevolando i criminali che hanno approfittato ancora una volta dell'afa per appiccare diversi incendi in città e in provincia. L'incendio che da ieri interessa Monte Pellegrino continua a preoccupare i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che a causa del caldo temono una ripresa del rogo. Ieri i lanci d'acqua di 2 Canadair che, rifornendosi nel vicino golfo di Mondello, hanno evitato il peggio, anche perché le fiamme avanzavano velocemente e c'era il rischio che potessero lambire anche alcune abitazioni. Altri incendi in provincia sono stati spenti soltanto nelle ultime ore. Siamo ad ottobre eppure le fiamme continuano a divorare la Sicilia. Un motociclista di 35 anni è morto la notte scorsa in via Palmara a Messina. Secondo i primi accertamenti l'uomo avrebbe perso il controllo della sua moto ed ha sbattuto violentemente contro l'asfalto. Il personale del 118 giunto sul posto ha potuto solo constatarne il decesso. Tutto fermo al comune di Palermo in attesa di un rimpasto nella giunta La Galla che non piace al sindaco ma che però rischia di paralizzare i rapporti politici interni alla maggioranza con conseguenze anche ad altri livelli. Manlio Viola. Dopo settimane, se non mesi, di voci più o meno incontrollate, di nomi che si susseguono come possibili nuovi assessori e di cambi di casacca, tutti interni ai partiti della maggioranza, cala un improvviso quanto inatteso silenzio sul rimpasto nella giunta comunale di Palermo. Che qualcosa dovrà cambiare ormai è cosa certa, nonostante il sindaco Roberto La Galla abbia tentato fino all'ultimo momento di far orecchia da mercante per lasciare tutto com'è. Il timore è che spostando anche una sola pedina poi saltino i delicati equilibri interni ad una maggioranza in fibrillazione da mesi. A rendere però non più evitabile il rimpasto è stato l'addio ufficiale a Forza Italia da parte dell'assessore Andrea Mineo, che comunque già gli azzurri avevano chiesto ufficialmente alla Galla di sostituire. Adesso Fratelli d'Italia, che esprime anche il vice sindaco Carolina Varchi, pronta però a lasciare la squadra per dedicarsi agli impegni romani dopo aver raggiunto i risultati di bilancio che si era prefissa, chiede 3 assessori e non più 2, ma gli equilibri cambiano anche per la DC nuova di Cuffaro, che chiede un posto in più in virtù della campagna acquisti che lo ha portato a crescere per consiglieri. Ma chi mai dovrebbe fare spazio dunque? Questo è il grande tema, visto che nessuno vuole rinunciare ad una poltrona e men che meno alla formazione dello stesso sindaco La Galla, che pure ha perso pezzi in questo primo anno abbondante di consigliatura. Tutto è nelle mani proprio del sindaco, che doveva incontrare la coalizione sabato scorso, ma il vertice è saltato e anche domani si prevede un rinvio. I giorni fra martedì e mercoledì prossimo potrebbero dirci di più. Adesso ci fermiamo, una pausa, torniamo con altri servizi. Seconda parte del nostro telegiornale, partito questa mattina da Piazza Roma a Catania e si è snodato lungo la via Etnea il corteo studentesco degli attivisti di Fridays for Future, scesi in piazza nelle principali città di tutta Italia. L'invito a manifestare per la tutela dell'ambiente, ma anche per scuotere la politica, è stato accolto da associazioni, sindacati e movimenti. Insieme agli studenti degli istituti superiori della città, anche alcuni docenti e qualche studente universitario. Una veleggiata per la consapevolezza sull'endometriosi, una malattia molto dolorosa di cui si parla davvero poco, una malattia che colpisce una donna su 3 in Italia. La diagnosi precoce potrebbe migliorare la qualità di vita delle donne, ma l'informazione diventa essenziale. Eva Spampinato.
Molte donne nel corso della propria vita hanno patito dolori atroci senza sapere di essere affette da endometriosi, una malattia multiorgano e multidisciplinare che colpisce una donna su 3 in Italia e di cui si parla ancora troppo poco. E tra l'altro è un dato sottostimato, perché pensiamo che un grosso numero di donne non hanno una diagnosi e assumono ogni giorno antidolorifici. La conoscenza della patologia e la consapevolezza dei sintomi e delle cure sono fondamentali per ottenere una qualità di vita dignitosa. Per questo l'associazione Progetto Endometriosi si batte fortemente per formare e informare. Oggi lo fa con una veleggiata che parte da Catania per arrivare a Siracusa. L'unico percorso infatti di prevenzione, perché non esiste ancora, ci sono degli studi ma ancora non sono stati del tutto confermati, e quindi l'informazione perfetta. La veleggiata, organizzata dall'APE in collaborazione con la Lega Navale Italiana, coinvolge numerosi medici e ginecologi provenienti da tutta Italia. Gli equipaggi si sono imbarcati davanti alla sede della Capitaneria di Porto, alla presenza delle più alte cariche della Guardia Costiera. 2 poli di riferimento per l'endometriosi, uno su Palermo e uno su Catania con a capo il professor Ettore. Prima si fa la diagnosi, prima si esegue la terapia e quindi si intercettano tutti i grandi disturbi della qualità di vita della donna e della fertilità. Ciò che è importante è fare rete tra i medici di famiglia, fare rete tra i ginecologi, quindi tutti devono conoscere questa patologia, perché centri di riferimento significano interventi e noi a quello non vogliamo arrivarci più. L'esame clinico, l'ecografia e la risonanza magnetica, che sono gli esami standard per poter arrivare definitivamente a una diagnosi. Domani mattina a Siracusa si continuerà a parlare di endometriosi e ricerca con medici e testimonial. Lunghi tempi di attesa, telefonate interminabili, insomma prenotare una visita negli ospedali siciliani è davvero un'impresa complicata. Mentre la sanità dell'isola è sull'orlo del baratro, dei conti in rosso, la regione accelera per smaltire l'arretrato. Oggi a Sicilia 24 Focus, Lorena Dolci ne parlerà con Franco Luca, responsabile delle attività territoriali dell'ASP di Catania, e con Rosario Cunsolo, direttore dell'ospedale di Acireale. L'appuntamento dunque tra poco, dopo il nostro telegiornale, a partire dalle 14.30 in diretta su Telecolor, in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Potrete interagire mandando i vostri messaggi al nostro 342 7455 005. Adesso un'altra pausa e poi il calcio. Alla fine del nostro telegiornale ci occupiamo di calcio. Dopo il brindisi in Coppa, il Catania si rituffa nel campionato, si prepara al match casalingo contro il Latina. L'obiettivo è vincere per risalire in classifica. Sentiamo Tonino De Mana. Archiviata la Coppa Italia con il successo nel derby contro il Messina, che non fa classifica ma fa morale, il Catania si tuffa nell'atmosfera del campionato con l'obiettivo di risalire in classifica e di iniziare a macinare punti al Massimino. 2 sconfitte ed una vittoria tra le mura amiche sono un bottino da migliorare, e la sfida casalinga contro il Latina può rappresentare il trampolino di lancio per stabilizzarsi nella parte sinistra della classifica, tra l'altro parziale, con diverse squadre che devono recuperare incontri. 2 per esempio li deve ancora giocare il Messina. Tabiani, che nel derby vinto contro il Messina per 2-1 ha avuto buone indicazioni da chi ha giocato poco in questo inizio di stagione, può contare su un ampio ventaglio di soluzioni, specie dopo le convincenti prestazioni di Deli, Ladinetti, Bua e Maffei. Quest'ultimo, schierato da esterno sinistro basso, ha fornito una prestazione più che dignitosa. Imbarazzo delle scelte anche in attacco con Sarao, uno degli artefici della promozione dello scorso anno, che sta salendo di condizione e si candida per una maglia contro i nerazzurri laziali. È forse una rivelazione di questo campionato, è una squadra che gioca un buon calcio, che verrà qui sicuramente a cercare di fare la partita, però noi siamo in casa, siamo in un buon momento, abbiamo fatto 2 vittorie in pochi giorni, quindi il morale della squadra è alto. L'attaccante milanese punta tutto sul fattore Massimino. Siamo stati sfortunati in due partite, ma qua non deve passare nessuno. Dopo il poker di Caserta e la vittoria in Coppa, prossimo avversario il Picerno, che ha eliminato il Taranto ai rigori, il Catania non vuole più fermarsi e va a caccia del tris, Latina permettendo. Vigilia di campionato per il Palermo, che domani affronterà il Modena al Braglia con più di 3.000 tifosi al seguito della squadra. Il servizio.
Domani contro il Modena per continuare a sognare in grande. Il Palermo al Braille alle 14 di domani andrà a caccia del quarto successo esterno in campionato e del terzo consecutivo dopo quelli contro Venezia e Sud Tirol. Una partita che può mettere le ali alla squadra rosanero, che sarà spinta da oltre 3.000 tifosi sugli spalti. Un esodo. Rispetto all'ultimo impegno casalingo, Corini dovrebbe cambiare qualcosa a centrocampo, con Henderson di nuovo titolare al fianco di Stulaz e Segre. Il tecnico sa bene che la partita di domani nasconde tante insidie. Una squadra che sta meritando di essere dov'è, l'ha certificato con le prestazioni, con i risultati. Tra l'altro hanno perso in casa, dunque hanno una motivazione ancora in più, insomma, rispetto all'ultima giornata, dunque piena consapevolezza di affrontare una squadra di valore con giocatori molto bravi. Tornerà Insigne, Matteo giocherà dal primo minuto, ma il tecnico ribadisce che nel suo Palermo non ci sono riserve. Fa parte di quel principio, insomma, del fatto di essere titolari, alcuni lo saranno un po' di più, alcuni meno, ma l'abbiamo visto anche nell'ultima partita dove i cambi sono stati fondamentali, perché siamo andati a fare gol con un subentrato come Giuseppe. Avendo solo un cambio sugli attaccanti è stato fondamentale avere delle risorse a centrocampo che hanno sostenuto gli attaccanti, che era fisiologico potessero calare nell'andare della gara, e dunque di conseguenza è importante recuperare giocatori. Brunori e Di Francesco certi della maglia, sulla sinistra ballottaggio Lunda Aurelio. E questo era il nostro ultimo servizio per oggi. Vi rimando alle 19 per la prossima edizione di Sicilia 24, ma vi lascio adesso a Lorena Dolci e ai suoi ospiti per il consueto appuntamento con il nostro approfondimento di Sicilia 24 Focus. A tutti un buon pomeriggio.